Eder, Mech, Pallister. Claudio, anche quest'anno hai fatto un grande tuffo. A chi lo dedichi? Alla causa della verità per Lilli, che noi tutti perseguiamo, dal fratello e la cugina agli amici più cari, la banda degli onesti. Sebastiano, ci risiamo tra telefonate cancellate, messaggi spariti, contatti cancellati. Ma chi è stato? Allora, la domanda è: qualcuno è venuto a casa mia? Cosa è venuto a portare? Cosa è venuto a portare via? Può essere che anche questa questione dei telefoni di Liliana siano stati manomessi. Guarda, questo io non ho toccato niente, non ero neanche a casa quelle ore. Adesso parliamo di una cosa di 3 anni fa quasi. A un certo punto ricostruire un po' le cose, cosa sono state fatte o no, è un po' difficile. Ma dal momento che queste domande te le fanno da 3 anni non puoi aver dimenticato. Non ho cancellato niente, assolutamente no. Sicuro di star dicendo la verità? Certo. Ma se non sei stato tu, chi è stato? Ma questo lo dirà chi farà le indagini, scusa. Quindi dobbiamo credere che Sterpin sia arrampicato da un balcone ed è entrato in casa? Non so, è una delle ipotesi, il mio pensiero, questo non è mica che faccio delle accuse. Hai toccato gli 800 km/h con la GoPro, ma nessuno ti ha mai dato il premio di sportivo dell'anno. Io sono sportivo anche per conto mio, la gente che mi conosce mi vede sempre così, capisci? Però Sterpin nell'89 è finito sulla Gazzetta dello Sport e tu no, non lo invidi? No, io chiedo solo a Sterpin di un po' di rispetto su certe cose, su esternazioni e queste cose qua. Queste cose dei telefoni, quando sarà il momento, verranno... Claudio ha dedicato gli ultimi suoi successi alla banda degli onesti. Se lui lo fa, gli piace, per carità. Non è, no, un momento, su certe cose, ognuno ha la sua vita, il suo modo di fare. Sia Claudio Sterpin che io da tempo pensiamo che tu sappia molto di più di quello che dici. Vabbè, se lui lo sa, vuol dire che lo sa. Lui dice che io so, ma lui come fa a sapere che io so? E beh, guarda, sono tante cose che mi hanno dette, ridette, anche cose molto più... Di conseguenza io sono sereno, tranquillo, ho la coscienza a posto. Quando è venuta a casa mia la polizia, un tempo successivo, adesso non mi ricordo, gli dico: come mai? Ah, siamo venuti a provare le chiavi. Guardo, aveva sto spaghetto legato. Ho detto: ma queste sono le chiavi di riserva. Basta. Le chiavi di Liliana non si sono mai trovate e se per caso lei le avesse perse si spaventava a dirtelo? No, me l'avrebbe detto. Secondo me me l'avrebbe detto. Me l'avrebbe detto perché è una cosa importante. Ma sai, di te si dice che ha delle reazioni strane a volte, comincia a prendere a pugni il muro e a imprecare. No, per carità, io mi difendo, non di Liliana certamente, parlavo in generale. Se lei avesse perso le chiavi, me l'avrebbe detto, le avrei rifatte. Quando la questura poi è venuto lì, mi hanno detto: Sebastiano, qua bisogna cambiare le serrature. E proprio loro mi hanno aiutato perché io non ce la facevo manualmente, proprio non riuscivo. Abbiamo cambiato le serrature. Ho mangiato una buonissima pizza in un posto di Trieste che si chiama Cittavecchia. Cosa stai dicendo? Ma perché ti agiti per ogni cosa? Chi si agita tanto? Chi? Tu poi quando si parla di Sterpin non ne parliamo. Quando Sterpin non trova più il contatto con Liliana, cosa fa? Doveva aspettarlo, doveva trovarla. Allora, se a un certo punto ti rendi conto che lei in qualche maniera non risponde, ti alzi, vai in questura, telefoni e dici: guardi, dovevo incontrarmi con questa persona, avevo un appuntamento. Ma se tu nemmeno volevi fare la denuncia? Ma io non ci credevo. Alle 8 di sera io devo andare a far denuncia. E poi, a un certo punto, lui cosa fa? Chiama i vicini di casa, gli racconta tutta la sua vita, tutte le sue storie, il suo amore, tutto quanto, capisci? Dopo la stretta di mano a quarto grado con Sterpin siete andati a cena insieme? In un momento ho immaginato, ho pensato che magari una stretta di mano potesse dare qualche risposta, qualche collaborazione forse in qualche maniera. Adesso non lo rifarei. Claudio, vieni qua un attimo. Lui sa tutto quello che è successo a Liliana, tutto per filo e per segno, minuto per minuto. Daresti di nuovo la mano a Sebastiano? No, perché sennò veramente non si può approfittare troppo. Torno sulla dignità della persona. Ecco, che io sono convinto che per qualcuno... Questa storia d'amore, ma dai, fammi... È inventata. Certo che è inventata.
Devi dire perché l'hai inventata. Cosa vuoi nascondere? Quando saremo più grandi te lo dirò. Quando saremo più grandi, dai, vergognati. Rispetto per Liliana, Certo, quello che stai infatti, dicendo. infatti. Ricordati. Infatti. Daresti di nuovo la mano a Sebastiano? Va bene, è stato uno sbaglio, su. Dai, meglio... Sebastiano continua a dire che la storia d'amore tra te e Liliana non esiste, ma io avevo anticipato che c'è un personaggio delle forze dell'ordine che ha chiesto di rimanere nell'anonimato ma che sa tutto da sempre. E vabbè, beato lui, che vada a cercarsela. E se e quando potrà servire, o se dovrà servire, io troverò testimoni per la nostra storia d'amore. Ma io ho detto la centesima parte di quello che dovevo o che potevo della nostra storia. La centesima. Mi sono spiegato bene. Io ho raccontato tutto quello che ho raccontato corrisponde a un centesimo della storia mia con Lili, punto. Perciò non aggiungo altro. Tu hai capito male per quanto riguarda l'amicizia e l'amore. Sì, Questo tu hai capito male, capisci? Che Liliana veniva lì per darti una mano, ma negli ultimi non 6 per non mesi vivere con ma te, vabbè, ma vabbè, figurati, va dai. bene. Ecco, sta storia d'amore che non ci sono prove, immagini, foto, quella Le prove l'unica quando foto è serviranno quella le che porterò. Ma cosa Quando serviranno le prove, se serviranno le porterò. Io avrò una decina di testimoni. Ma Una che decina. decine di testimoni, dai, per favore. Dai. Va Parliamo di cose concrete. Ecco. Amore su Liliana, di Liliana non esiste. Dai, vergognati su queste basta, cose qua. buon. Vergognati. Mi vergogno fino in Ecco, fondo. capisci? Io mi vergogno fino in fondo di quello che ho fatto e detto. Ma se io sapessi, guarda quello che dice lui, quello che lui sa dovrebbe dire, questo è il discorso. Quei famosi 4 messaggi che manda la mattina quando Liliana scompare, questi 4 messaggi su WhatsApp. Speren, aspetto solo un segnale, qualunque cosa sia, ne parleremo dopo. Questo significa che lui sapeva che Liliana era scomparsa e in maniera anche tremenda, perché queste sono richieste e messaggi che hanno una certa importanza. Ne parleremo dopo, quando Liliana non c'è più, cioè mi sembra una cosa... Tutte le volte che Sterpin mi chiama al telefono facciamo delle bellissime e lunghissime chiacchierate e poi tutte le volte arriva la chiamata di Sergio e lui stacca di fretta e furia. Perché Sergio a te non ti chiama? Io non sono mai stato accettato dalla famiglia, ma anche per motivi personali, perché comunque noi avevamo un tipo di rapporto, io e Liliana, che avevamo a viaggiare, che eravamo Io ho sempre avuto buonissimi rapporti con la madre, che ogni weekend, finché era viva, ogni weekend io portavo in giro la mamma e Liliana. Domanda quante volte Sergio ha portato in giro la mamma fuori da Trieste. Noi l'abbiamo portata dappertutto, in Croazia, in montagna, al mare, in Austria. Ti posso dire che per Silvia tutto ciò è assolutamente falso, anzi ogni volta che tocchi questo tasto lei salta letteralmente in aria. Questo è vero, eh? Guarda, intanto vediamo la terza parte di Sterpin, perché all'inizio la prima parte era quello che diceva sì, ma perché viene a stirare? Ma ho detto Liliana, ma porta anche il marito, che male c'è? Capisci? Questa è la prima parte di Sterpin. E poi la cyclette per il marathon qua e là e se l'è portata a casa. E dopo abbiamo visto la seconda parte in cui lui si aggrega a questa banda degli onesti. E oggi invece tira fuori la terza parte, tira fuori queste novità, queste cose, le testimonianze, questo amore, questi testimoni qua e là. Però anche tu non puoi resistere al suo fascino, tanto che quando l'hai visto in giro per Trieste ti sei messo a filmarlo. No, era così un po' di documentazione, scusa. Cioè, io ce la metto lì. Tu pensi che sia una cosa così nata così per caso? Avevo saputo giorni fa del vostro incontro-scontro, ma Claudio Sterpin non ti seguiva assolutamente, era in giro col parente della Lombardia e gli stava facendo visitare Trieste. Secondo me è una stranezza. O lui ci seguiva, ci vedeva da lontano,
perché hai piombato lì Ma durante perché una mia intervista. non è- Sebastiano, come mai lo filmavi? Dici la verità, volevi forse caricare un suo video su YouTube e farmi concorrenza? E ho ritenuto opportuno, io non ho pubblicato, non ho fatto niente. Io dall'89 che frequento Liliana, nel 91 noi abbiamo cominciato a vivere nel 95 insieme, perciò questo rapporto con Sterpin è un conto, è andare a vivere con una persona. Se Liliana ha sposato me, no? E abbiamo vissuto No, vuol 32 dire anni che c'era insieme. un rapporto. E nel 91 Liliana aveva un rapporto con Sterpin. Non ho mai negato. So come che se loro avessero avevano avuto bisogno un l'uno rapporto. dell'altro. Non E lui dice, sappiamo cosa è moglie. successo a Liliana. No, non lo sappiamo. Certo che mi faccio queste domande. Ti dico- Tante volte ho detto cosa è successo? Ho sbagliato qualcosa? Ho fatto qualcosa che non va? No, me lo sono fatte queste domande. 32 anni di Topolini, 32 anni in simbiosi, mai una litigata e tu non telefoni a tua moglie per sapere come sta? No, non ci credo. Non ci credo, abbiate pazienza, io non ci credo. Il giorno della scomparsa di Liliana tu camminavi pochi metri dietro di lei. Ma le lingue hanno detto la seguivi, anche i vostri opinionisti per dire la verità hanno avuto questa buona idea, non voglio commentare, ma quando hai una strada dove dovrei andare? E tutti mi dicono, ah tu lo dovevi dire, ma io ho potuto vedere quelle telecamere solo quando Sergio è entrato in possesso e me le ha mostrate. Avevamo 1 minuto e 50. 1 minuto e 50, magari che l'avessi potuto fermare, non avremmo mai saputo cosa doveva succedere, ma sicuramente quella giornata non sarebbe morta. Lui sa che da tempo qualcuno disturba, importuna a Lilli, noi vegliamo il 14 dicembre là nel pomeriggio, lui al fratello non lo dice quando il fratello chiama per dire guarda Lilli non mi risponde, e non dice immediatamente al fratello che c'è qualcuno che la disturbava e che lui ha sentito e ha messo giù. Non lo dice a noi, ma lei si rende conto? Non lo dice in questura. Ma capisci come sarebbe cambiata la scena? Se c'è uno stalker, tu lo dici in questura, fanno allontanamento volontario? Non credo proprio. Non mi comodano i sacchi con tutti quegli sacchetti, perché li portava il marito o insieme con la macchina nella piazzola dove c'era la piazzola lì per buttare la roba della plastica e la carta. Quindi quello non torna, ma insomma, per conto mio, se io la penso così, c'è stata una lite la mattina, forse continuata già dalla sera prima, del pomeriggio prima, e quello gli ha mollato le borse là dell'immondizia, ha detto arrangiati e se n'è andato. Questa è una mia opinione. Lì, non mi ricordo, una settimana prima, 10 giorni prima, mi dice siamo al nostro caffè mattutino, però lei calcoli che non siamo casalinghe, siamo persone che hanno sempre lavorato, quindi anche il caffè diventa una chiacchierata, ma dopo ognuno va per le sue. Mi dice tengo duro, manca poco. Sa, qualche volta addirittura mi è venuto da pensare questo suo comportamento, uso il termine forse improprio, ambiguo, no? Un giorno è bianco, un giorno nero, un giorno è suicida, un giorno è omicida, un giorno si è sparata e tutto quanto. È come voler attirare sempre l'attenzione su di sé per coprire qualcuno. È una cosa che mi è passata molte volte per la testa. Guarda, intanto devo dirti una cosa, che abbiamo dei procedimenti penali in corso con Gabriella Micheli. Lei ha querellato me due volte. Di conseguenza su certe cose non voglio parlare. Però una cosa devo dire, e se lei quando è venuta a casa mia mi avrebbe detto Sebastiano, Liliana doveva incontrarsi con Sterpin ed è scomparsa. Cioè io non lo sapevo questo, perché non me l'è stato detto? È stata una cosa veramente devastante. Perché non glielo dico? Poi dovete pensare che la perdita di Liliana, la scomparsa di Liliana comunque per me è stato un trauma pazzesco, anche perché sono andato a fare la denuncia, quasi non ci credevano. Quello che dice Però lei non voglio dice che parlare, ne parleremo nelle sedi opportune. È stato chiesto anche dal mio avvocato se dobbiamo parlare di queste cose qua, non parlare. Gabriella dice che di solito la spazzatura la portavate via in auto, ma quel giorno ti sei arrabbiata e gliel'hai lasciata lì, è vero? Io non l'ho mai portata, adesso la porto perché sono solo. Vi ripeto, non è il momento qua di poter parlare di certe cose.
La frase tengo duro manca poco è vecchissima, ma cosa voleva dire in questo caso Liliana? Può essere anche della questione di andare in pensione, cioè adesso questo è stato detto, no? Figurati, ma non ne voglio parlare. Come mai è staccato la chiamata allo stalker? Ho chiamato quel numero lì, Lei- Sterpin lei non ha sostiene risposto. che Io quando lei te pensavo l'ha che detto fosse più volte, uno tu che non hai stesse voluto richiamarlo in disturbando. quel numero Tutte lì. queste Era solo cose per qua capire sono chi aveva in state mano il già telefono quella mattina. sbagliate dagli Liliana, uomo inquirenti. misterioso. Liliana mi diceva spesso, ogni tanto sento qualcuno mi chiama e sento... L'ho detto tante volte questo. Subito Io poi partiva quando un altro tipo ha di ricerca, telefonato magari. Sterpin e ho sentito, non sentivo... Quindi Liliana sparisce, Liliana è uno stalker, ma tu agli inquirenti non lo dici. Guarda, adesso se è stato messo a verbale o ne ho parlato, non lo so. So che ne ho parlato parecchie volte in televisione. Io non ho mai attaccato, non ho mai toccato il telefono di Liliana, mai. No, io non ho mai toccato i telefoni di Liliana, non ho mai toccato i telefoni di Liliana. Dopo, quando Liliana non c'era, quel giorno lì, che ho sentito questo messaggio che era di Gabriella, che diceva ho un regalo per te. Io ho chiamato Gabriella, gli ho detto guarda che Liliana non c'è, e mi fermo qua. La Faccio telefonata finita. E allora cosa dei fa? Non può 16 chiamare, minuti, chiama quella è l'amica, la chiama gli chiave di amici. tutto. La telefonata del giorno prima, del giorno 13, di 16 minuti, dove Liliana aveva il contapassi, fa 54 metri e 43 centimetri per la casa, in 16 minuti significa che era agitatissima. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.